Prima cattura della sessione, niente di che, però intanto abbiamo scapottato. Piccola carpetta scura, colori fantastici. E niente. Andiamo a ricalare nel sottoriva 2 scoialletti di mais e aspettiamo il Big Amur. La canna l'ho calata qua, esattamente qua davanti. Ora ci pasturiamo un pochettino. Quasi doppietta, ho ricalato la canna, l'ho pasturata, dopo 1 minuto e mezzo è partito un altro pesciotto, un'altra carpetta, un'altra carpetta, bella bella, più carina, più carina. Questa sottosponda di là, questa invece, sempre mais bilanciato, pasturata mais. Eccola qua, bellina, bellina. La taglia si alza, speriamo di prendere un Big Amur. Ottimo, andiamo a rilasciarla subito, dai. Questo è il mio mais, aglio e menta. Cucinato per circa 1 ora e 45, in modo che si gonfi molto e che assorba tanta acqua. Questo è il nostro terminale per la caccia all'amur, uno dei nostri terminali, in questo caso quello che ho preso l'ultima carpa, spinnerino, tracciato morbido e chicco di mais con spugnette. Finalmente, sono ormai le 7:30 ed è partita, un bel pesce, la taglia continua ad alzarsi, è partita la terza canna, con la terza canna ho fatto il terzo pesce, bellissimo pesce, catturato con la terza canna nel terzo spot, sempre mais aglio e menta cucinato da me, quindi la soddisfazione è doppia e non vedo l'ora di prendere l'amur, ragazzi. Lo spot lavora bene, la pastura lavora bene, quindi se passa un amur, chissà, magari lo prendiamo anche. Bellissimo. Intanto gli diamo anche un po' di disinfettante. Intanto vi faccio vedere che la carpa mi ha già lasciato il mais nella culla, quindi vuol dire che era un po' che mangiava, che era in pastura e il mais è cotto davvero bene. Intanto è arrivato anche Roland, detto Rolando, prepara i sacchettini. Il sole sta calando, adesso vado a controllare le canne e poi vedremo la notte come va. Ci siamo ragazzi, 7:30 della mattina, stanotte abbiamo fatto davvero tanti pesci, abbiamo tenuto i più belli per farveli vedere, ora vediamo. Delle belle squame. Prima mattina, un bel risveglio.
Anche Roland. Eccoci qua, finalmente. Un bel pesciotto. Amur non se ne sono visti, ma per fortuna si sono viste davvero tante carpe. Abbiamo fatto una cosa come 5-6 partenze stanotte, 3-4 le abbiamo catturate, purtroppo 1 o 2 le abbiamo perse. E vabbè dai, speriamo di prendere un Amur oggi. Abbiamo ancora qualche ora, io solo ci sto alzando, speriamo che l'acqua si scaldi e che esca un bel Amur. Finora ci godiamo lei, davvero un bel pesciotto, ma noi siamo qua per l'Amur. Ora andiamo a ripasturare e speriamo. Dai, bella vecchia. Ciao Bel, ci Ciao sentiamo. Bel, grazie di tutto. Niente. Eccoci qua, mezzogiorno, è partito qualcosa. Carpe arrabbiatissime ragazzi, tutte arrabbiatissime, tirano tantissimo, anche le più piccole. E niente, guardate che pesci in forma. E sono davvero arrabbiate. Andiamo a rilasciarla subito. Sta venendo su davvero tanto caldo, quindi speriamo che mangino qualche Amur. Buon, andiamo a rilasciarla perché è molto agitata e ricaliamo. Benissimo ragazzi, sono quasi le 2 del pomeriggio. Abbiamo fatto quella carpetta circa un paio d'ore fa e c'è davvero tanto caldo. Dalla mia faccia sicuramente potete vedere quanto caldo c'è. Sono distrutto, sono morto ragazzi perché stanotte non ho dormito nulla. Non ho dormito nulla e ero davvero stanco e le carpe partivano in continuazione. Ho fatto davvero poche riprese. Da mezzanotte alle 3:30 abbiamo dormito. La quiete. Poi dalle 3:30 in poi del putiferio, una partenza ogni 45 minuti. Abbiamo fatto 2 partenze insieme, abbiamo fatto 2 doppiette praticamente, solo che lui l'ha rilasciata e io l'ho presa, poi io l'ho rilasciata e lui l'è partito. Quindi insomma abbiamo avuto davvero tante partenze, anche Roland ha fatto dei pesci, e quindi è andata davvero bene. Tantissime carpe, ho fatto la prima partenza alle 3:30, poi alle 4:15, poi mi pare alle 4:45 con un'altra canna, poi alle 5:30 un'altra canna. È stata davvero una partenza dietro l'altra. Non ho fatto nessuna ripresa perché erano tutte carpette piccole. Ogni partenza avevo il cuore in gola e speravo davvero che fosse un bel Amur e quindi volevo tenere la ripresa della notte per un bel pesce che purtroppo non è arrivato l'Amur, però ci siamo svegliati verso le 6 della mattina e col sole subito la canna nel sottoriva è partita a missile. Anche lì speravo in un big Amur, ma è venuta fuori la carpa, una bella carpa, secondo me una delle più grosse finora catturate, quindi quella l'ho voluta filmare, ho voluto farvela vedere in tutta la sua bellezza perché sono davvero pesci stupendi.
hanno dei colori unici, una forza indescrivibile, perché ogni pesce che ho catturato che si avvicinava ai 10 kg sembrava un pesce da 15, cioè tirano davvero tanto e quindi aumentano il divertimento e la soddisfazione. Se prendiamo l'amur o meno, sono comunque soddisfatto perché oltre ad aver fatto tantissime partenze e quindi aver pescato, ho fatto tutta la pescata, tutti i pesci con il mio mais e come sappiamo tutti ragazzi il mais non delude mai. E quindi bellissimo ragazzi, mais fatto da me è una delle prime volte che me lo faccio e che me lo faccio così importante, diciamo, per degli spot così, che me lo faccio proprio per la ricerca per uno spot specifico, per un pesce specifico. E l'altra volta è andata bene, siamo riusciti a fare l'amur sempre con il mio mais e a sto giro però amur non se ne è visti, tantissime carpe e va bene così dai. È bello cucinarsi il mais, fare un po' di self-made perché puoi giocare molto con gli aromi, anche col mais, con la semplicità che è il mais. Possiamo davvero sbizzarrirci, giocarci e per una pescata ci facciamo un mais aglio e menta, per esempio, come ho fatto io questa pescata. La pescata dopo lo lasciamo naturale, la pescata dopo lo facciamo Robin Red ed è una cosa davvero bella che fa parte del mondo del carfishing e che chi ha la possibilità deve sicuramente provare. Poi vabbè, niente da confrontare con le boilers che lì sarebbe un procedimento un po' più complesso, però già con del semplice mais self-made possiamo sbizzarrirci un po'. Quindi niente ragazzi, zero segreti come sempre, io sto pescando sotto i canneti, sia di qua che di là, e pasturo solo col mais, e innesco solo mais bilanciato o pop-up. Il fondale è molto fangoso, per quello comunque tendo a pescare un po' più rialzato. E niente, abbiamo le ultime, penso, 1 ora o 2 ore di pesca. C'è davvero caldo, quindi speriamo che l'amur abbocchi perché più c'è caldo, più l'acqua è calda, più sia le carpe che l'amur digeriscono in fretta. Digerire in fretta vuol dire che mangiano di più, hanno più fame, perché loro mangiano e poi dopo qualche minuto o dopo davvero poco tempo, poi dipende cosa gli diamo da mangiare, loro lo espellono, quindi sono già pronte per mangiare. Questo però succede quando abbiamo temperature alte e soprattutto stabili, perché comunque se un giorno come in questo periodo qua da noi siamo a inizio agosto, un giorno ci sono 30 gradi, il giorno dopo ce n'è 22, le minime di notte arrivano anche a 15 e poi la settimana dopo fanno minime da 21-22, troppi sbalzi. L'amur ne risente, è troppo sensibile, ne risente di queste cose e quindi gira, lo vediamo. Magari mangia anche qualcosa, ma mangia molto meno. E dato che da stamattina il sole picchia bello forte, speriamo di prendere qualche amur prima di andare a casa. Ed eccoci qua ragazzi, con un'altra bellissima carpetta, piccola piccola questo giro, però vabbè dai, era tanto che non partivano, quasi tutto il pomeriggio, quindi questa va bene. Molto probabilmente è l'ultimo pesciotto, perché adesso tra poco faremo su e niente, mi sono divertito davvero tanto in questo posto.
Peccato che non sia ancora uscito il bigamur, ma abbiamo gli ultimi minuti di pesca e poi ce ne andiamo a casa. Facciamo sulle canne, andiamo a casa e speriamo alla prossima sessione che esca il bigamur. Ciao!